Italian Thomas Cecco coming through the field. Cecco gold. Quant'è la felicità nel vedere proprio i risultati anche raggiunti di volta in volta da questo ragazzo? È tantissima, perché tutti abbiamo fatto sacrifici, tutti quanti. I nonni, per lui, i nonni, da parte della mamma, da parte del papà. Ci siamo aiutati un po' tutti e fra tutti siamo arrivati così, insomma. Emozionata e felice la nonna di Thomas Ceccone, il 23enne scledense che si è aggiudicato l'oro nei 100 metri d'orso a Parigi. Un oro, il suo, che pesa ancora di più perché, come ci dice nonna Roberta Rigoni, è come se l'avesse vinto tutta la famiglia. Stanotte è stata presa d'assalto al telefono. Sì, fino alle 1:30 di notte, sì. Orgoglio anche espresso dalla sindaca di Schio, Cristina Marigo, a nome dell'intera città. È stato un momento di grande orgoglio anche ieri sera. Tra l'altro noi eravamo in consiglio comunale proprio nell'ora in cui stava disputando la sua gara, perciò eravamo tutti lì che non vedevamo l'ora di riuscire ad uscire e a capire cosa fosse successo e a vederci la gara. Infatti siamo corsi ed è stato un momento di grande esaltazione, c'è stato uno scambio di messaggi, di telefonate, perché è veramente un grande orgoglio per la nostra città. E quando arriverà? Che avete già pensato di fare? E ieri sera abbiamo iniziato a metterci in opera, a far girare il cervello e a pensare cosa possiamo fare per accoglierlo nel migliore dei modi. Insomma, sarà festa grande. Intanto Thomas ha ancora altre gare da disputare in questa Olimpiade parigina e accanto a lui restano le persone che gli hanno voluto e gli vogliono bene e lo hanno sempre supportato. Quale sarà la prima cosa che gli dirà appena lo vede? Mi hai fatto morire dalla paura perché avevo paura di fare un infarto, anche se non l'ho visto subito, che l'ho visto dopo. Però hanno cominciato anche le auto qua col clacson, come quando fanno il calcio che vincono, a passare e suonare alle 11:30 di notte per la via. Comunque anche da parte sua, insomma, tanta felicità, tanta gioia. Ho pensato tanto anche a mio papà, che era sempre davanti alla televisione con lo sport. Spero che lo abbia visto.